Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. L'incubo delle vacanze, l'agenzia di viaggi sparisce nel nulla e i clienti devono dire addio alla crociera, una truffa da migliaia di euro. Aveva detto no al pizzo, adesso deve restituire il risarcimento ottenuto come vittima di estorsione. L'amarezza di un ex libraio catanese, mi sento tradito dallo Stato. Stragi di Via D'Amelio, la procura di Caltanissetta cerca a casa di Giovanni Tinebra l'agenda rossa, ma non salta fuori. L'ex procuratore avrebbe fatto parte di una loggia massonica. Arriva Pluto, l'anticiclone che ci farà sudare, temperature roventi e afa dureranno almeno fino al 10 luglio. A Catania primi bagni nei solarium, ma mancano alcuni ritocchi. Le 1000 applicazioni dell'intelligenza artificiale nella sanità, il ministro Schillaci, occasione da non perdere. Tra gli ospiti anche Albano Carrisi, cambierà tutto come il telefonino, vedremo. Calcio, accoglienza caldissima per Pippo Inzaghi davanti a migliaia di tifosi rosanero. Il nuovo allenatore del Palermo racconta: stanotte non sono riuscito a dormire. Calciomercato, il direttore generale del Catania, Zarban, annuncia le prime mosse. Ma non cerchiamo colpi ad effetto. A Trapani ufficializzati i primi 3 acquisti. È proprio l'incubo delle vacanze, un'agenzia di viaggi di Catania sparita letteralmente nel nulla, le prenotazioni per le crociere annullate insieme ai cospicui acconti. Ci racconta tutto Luca Ciliberti. Io avevo versato 2.800 euro e loro avevano dato a MSC solo 400 euro. 2.800 euro, noi venivamo ogni mese a portare la quota quando poi all'improvviso abbiamo trovato tutto chiuso. Abbiamo versato un acconto di 3.200 euro presso l'agenzia Excel Travel, presso il centro Sicilia. Ci siamo recati per saldare l'intero importo presso le Ginestre, il centro commerciale, ma purtroppo l'agenzia era chiusa. Decine di migliaia di euro sparite nel nulla, volatilizzati. Un'agenzia di viaggi piuttosto nota tra gli addetti ai lavori per numero di transazioni e prenotazioni, chiusa da un giorno all'altro senza alcun preavviso e titolari irrintracciabili. Lei è la titolare di questa agenzia viaggi? No. Ma a noi ci risulta che lei è la titolare di questa agenzia viaggi? No, perché l'agenzia non c'è più e io non sono la titolare, c'era una società dietro. E infine una ventina di clienti che hanno tutti denunciato, almeno quelli che si conoscono al momento, che alla vigilia della partenza della loro crociera si sono ritrovati senza biglietti e con le loro prenotazioni annullate. Quando noi siamo andati proprio per portare il saldo abbiamo trovato chiuso. È stato MSC a chiamarci a dire non fate nulla, non portate soldi più a nessuno, perché in realtà le vostre quote, nel mio caso 2.800 euro, non sono state versate. Abbiamo contattato il fondo di garanzia, perché è presente nel contratto che abbiamo stipulato presso l'agenzia, e purtroppo siamo venuti a conoscenza che l'agenzia era inadempiente da diverso tempo. In una nota che ci ha inviato il centro commerciale di Tremestieri Etneo si legge che la società titolare dell'attività si è resa morosa di 5 canoni di locazione oltre che alle relative spese di struttura. Fino a marzo però titolari e dipendenti, secondo quanto testimoniato dalle stesse vittime, hanno continuato a incassare gli acconti dei clienti ignari di ciò che stava accadendo. E adesso una storia paradossale, quella di Maurizio Di Stefano, un ex libraio catanese che aveva denunciato il pizzo e ottenuto un risarcimento dello Stato, risarcimento che però adesso deve restituire. Ci spiega perché Desiree Ferlito. Ha denunciato Maurizio Di Stefano con coraggio, sfidando la mafia, sfidando i suoi estorsori, ma a distanza di 15 anni raccogliamo il suo sfogo amaro, amarissimo. Io dal 2014, da quando è iniziata questa avventura, 2010, non mi ricordo più, sono passati 15 anni, sono stanco, punto. Era stato costretto a chiudere la libreria in centro a Catania dopo le ennesime intimidazioni subite. Maturò la convinzione che non c'erano più le condizioni per lavorare serenamente. Io ho avuto anche per un periodo determinato della scorta, avevo deciso assolutamente di cambiare aria e di rifarmi tutto da capo. Andato via dalla Sicilia e ripartita a Bologna, con un'avventura imprenditoriale completamente diversa, ma legata alla sua terra d'origine, un ristorante di cucina con specialità siciliane, Liccu.
Ha potuto, dopo una lunga istruttoria, farlo grazie anche ai soldi ricevuti dal Fondo per la solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e usura, 150.000 euro. Il beneficio economico che gli era stato inizialmente concesso gli è stato revocato e ha ricevuto una cartella esattoriale dall'Agenzia delle Entrate che gli chiede la restituzione dell'intera cifra. Ma cosa le dovrei restituire? I frigoriferi, la macchina del caffè, l'abbattitore. I procedimenti penali aperti a Catania dalle sue denunce sono andati avanti, ma solo per il reato di usura aggravata, mentre le ipotesi di estorsione inizialmente formulate dalla procura sono state archiviate. Ecco il motivo, che suona come un paradosso. Ho gestito questa cosa, ho gestito il trasferimento a Bologna, ho gestito il trasferimento dei miei familiari e tutto, oggi mi ritrovo con un pugno di mosche in mano. Di Stefano ha impugnato la cartella esattoriale e attende l'udienza nel 2026. Ritengo di essere stato tradito assolutamente, perché io come dovrei restituire 155.000 euro. Come? E per un imprenditore che denuncia e resta con l'amaro in bocca, ce ne sono molti altri che continuano a non denunciare, lo conferma l'operazione della Procura di Catania di ieri contro il clan Laudani. Adelaide Barbagallo. Se vuoi lavorare in pace, paga, fai quello che ti diciamo e stai zitto. I tentacoli del clan Laudani nella zona di Acireale monopolizzavano il mercato degli agrumi, gli imprenditori acconsentivano al sistema fittiziamente legale e non denunciavano. Zitti però anche davanti agli inquirenti che con l'operazione Lumia, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura di Catania, ha fatto luce sugli affari del clan. Imprenditori reticenti che in alcuni casi si rivolgevano ai Laudani per risolvere controversie o proteggersi dai furti. Adesso, assieme ai 20 indagati e agli 8 mafiosi arrestati, rischiano guai con la legge pure loro. Noi procederemo contro chi non rende la collaborazione dovuta, perché nel momento in cui si viene interrogati dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria si ha il dovere di rendere delle dichiarazioni vere. Se le rende, si rende false, c'è un reato e ci sono delle pene molto severe. Il capoclan Orazio Scuto, sebbene in carcere, gestiva gli affari come fosse un manager in hotel, grazie alla disponibilità di cellulari che gli venivano recapitati in cella con dei droni. Si rileva come dal carcere, come se si fosse in un hotel dal quale si telefona tranquillamente e si danno disposizioni criminali verso l'esterno. Io penso che chi di dovere dovrebbe prendere qualche provvedimento. Bisogna impedire che questi telefoni entrino e bisogna impedire magari che se anche entrino funzionino. Per gli affiliati al clan, Scuto era il papà, a significare il forte legame di appartenenza alla famiglia mafiosa dei Laudani. Strage di Via D'Amelio, la procura di Caltanissetta ha cercato a casa dell'ex procuratore Tinebra l'agenda rossa del magistrato Borsellino, ma non è saltata fuori. Orazio Longo. L'agenda rossa di Paolo Borsellino potrebbe essere arrivata al giudice Tinebra per poi sparire. Questo è quanto sta cercando di verificare la procura di Caltanissetta guidata da Salvatore De Luca, che ha autorizzato i carabinieri del ROS a eseguire 3 perquisizioni all'interno di luoghi riconducibili all'ex procuratore nelle province di Caltanissetta e Catania. L'agenda non è stata ritrovata neppure in una cassetta di sicurezza di una banca utilizzata dall'ex magistrato, ma lo scenario investigativo rimane importante. Tinebra, scomparso 8 anni fa, fu al vertice delle indagini immediatamente successive alla strage di Via D'Amelio, in un appunto che è privo di sottoscrizione per ricevuta, datato 20 luglio 1992, cioè il giorno dopo la strage. Arnaldo La Barbera, allora capo della Mobile di Palermo, scrive che alle ore 12 viene consegnato al dottor Tinebra uno scatolo in cartone contenente una borsa in pelle e un'agenda appartenente al giudice Borsellino. Ora, anche se non è possibile verificare che la consegna sia realmente avvenuta e che l'agenda fosse effettivamente l'agenda rossa, per la procura c'è tanto di cui investigare, capire se l'agenda è finita davvero nelle mani di Tinebra o è La Barbera che avrebbe avuto tutto il tempo di prelevarla, ma c'è di più. Secondo intercettazioni della procura di Napoli, Tinebra avrebbe fatto parte, scrive De Luca, di una loggia massonica coperta a Nicosia nell'Ennese, dove era stato per diversi anni procuratore della Repubblica. Preeminenti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, che già nel 98 aveva parlato della nascita del cosiddetto Terzo Oriente sulle ceneri della P2. Salvatore Spinello, massone, in una conversazione telefonica, parlando delle logge siciliane, sottolineava la presenza al suo interno di un personaggio estremamente in auge. Tinebra è dei nostri, avrebbe sentenziato. Adesso sarà la procura a dover dipanare ogni dubbio.
La Corte d'Assise di Catania ha condannato all'ergastolo Leonardo Fresta, il panificatore accusato di aver ucciso la convivente Deborah Pagano nel luglio del 2022 nella loro abitazione di Macchia, una frazione di Giarre in provincia di Catania. L'uomo segnalò la morte della donna solo 2 giorni dopo il decesso, spiegando il ritardo perché era sotto shock, ed è solo una delle tante anomalie rilevate dai magistrati. Cambiamo argomento. Irrompe Pluto, un anticiclone rovente che ci porterà un'eccezionale ondata di caldo che si protrarrà almeno fino a metà luglio. Domani a Catania e Palermo bollino arancione. Sentiamo Tonino Demano. L'estate entra nel vivo con un'impennata di caldo che travolge l'Italia da nord a sud, isole comprese. Bollino rosso domani in 13 città. Anche la Sicilia, Catania e Palermo in arancione, farà i conti con temperature elevate ed un rischio crescente per la salute pubblica. Situazione leggermente migliore a Messina con l'assegnazione del bollino giallo che segnala un'allerta di livello inferiore, ma non da sottovalutare. L'anticiclone africano Pluto porterà una canicola record sul bel paese e l'umidità alle stelle rischierà di causare forti temporali, specie al nord. Anche in Sicilia l'alto tasso di umidità renderà ancora più torride le temperature, così che la calura sarà insopportabile anche di notte. Si tratta appunto di una bolla d'aria calda che dai deserti del Sahara sale verso l'Europa meridionale. Ecco qui questa mappa mostra proprio quel colore rosso che abbraccia tutto il sud Europa. Quello rappresenta l'anomalia di temperatura della massa d'aria a circa 5.000 metri di quota, quindi a quote molto elevate, e ci indica che quella che sta per arrivare è una massa d'aria molto calda. Il grande caldo insisterà anche a luglio ad oltranza. Questo anticiclone ci farà compagnia per molto tempo, sicuramente da qui fino alla parte finale della prima decade di luglio, quindi intendo da qui fino al 9-10 luglio. Il Ministero della Salute sottolinea che l'ondata di calore può avere ripercussioni anche su persone sane e attive, oltre che su anziani, bambini e per chi soffre di patologie croniche. E con il caldo a Catania c'è chi fa i primi bagni nei solarium comunali, ma manca ancora qualche ritocco. Sentiamo Eva Spampinato. Finalmente è il primo giorno di mare. Ha preso il lettino fronte mare? Sì. Certo, a me godo la vista del mare. I lavori sono ancora in corso, mancano le ultime rifiniture su tutta la struttura, ma l'estate è ormai entrata nel vivo e non si poteva indugiare oltre. Apre al pubblico il solarium del Nautico al lungomare di Catania con tutti i servizi attivi, doccia, bar, spogliatoi e servizi igienici. Ci stiamo rilassando finalmente, che questo solarium hanno portato molto ritardo e un po' questo ci ha penalizzato, no? E siamo contenti, tranquilli. Già dalle prime ore del mattino il sole è bollente, quindi urge un bagno a mare, ma subito arriva il problema, le scalette. Ho fatto il primo bagno in questa struttura e ho visto che mancano dei gradini per poter scendere, tutte e 3 scalette. Dove ce ne mancano 2, dove ce ne mancano 3, perché le persone anziane come fanno a salire? Si possono tuffare. Il pubblico spera di far arrivare questi suggerimenti all'assessore di competenza per migliorare l'accessibilità in acqua e soprattutto agevolarne l'uscita. È una bella giornata, sono qui al servizio, sempre pronto per qualsiasi esigenza a intervenire. Ecco. Capitolo Playa, aperte le spiagge libere numero 1 e 3. Nei prossimi giorni aprirà ai battenti anche la numero 2. Solo a quel punto l'estate catanese potrà decollare. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per parlare di intelligenza artificiale. Fra tanti esperti, pensate chi c'è? Anche Albano Carrisi. Parliamo dunque dell'intelligenza artificiale e delle sue molteplici applicazioni, in particolare nella sanità. Il tema al centro di un forum a Siracusa. Tra gli ospiti c'era anche Albano Carrisi. Francesco Aloi. Intelligenza artificiale e sanità, 2 mondi apparentemente lontani, che poi così lontani non sono. L'IA, se usata bene, può rappresentare una grande mano d'aiuto. La pensa così anche il ministro della Salute Schillaci a Siracusa per il Forum Nazionale della FIASO.
È un valore aggiunto, non possiamo perdere questa occasione, dobbiamo però renderci conto che dietro l'intelligenza artificiale ci deve essere sempre l'intelligenza umana. Secondo uno studio della Stanford University, quello sanitario è uno dei settori su cui l'intelligenza artificiale avrà un impatto rilevante, quando la tecnologia aiuta l'uomo, senza prenderne il posto. Io credo che può essere uno strumento utile anche per avere una sanità con meno differenze tra regione e regione, lasciatemelo dire, con la possibilità di migliorare l'accesso alle cure. Penso anche alle liste d'attesa, l'intelligenza artificiale può servire. All'inaugurazione della 3 giorni al Museo Paolo Orsi c'è anche Albano. Se io penso a questo affare qua, che è riuscito in un botto ad ammazzare milioni di musicisti e anche di cantanti, qua in 4 minuti ti sforna una canzone secondo le tue richieste ed è perfetto il prodotto che ti dà. Sarà per tutte le cose così? Non lo so, vediamo. 3 giorni per discutere di intelligenza artificiale, per capire cosa è stato fatto e cosa c'è ancora da fare, ma anche per presentare l'osservatorio della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. L'osservatorio di Fiaso sull'intelligenza artificiale è un'iniziativa unica in ambito nazionale, ci serve per validare soluzioni a servizio dei nostri pazienti. A Siracusa c'era anche il presidente della regione Schifani, che è stato interpellato sul futuro del CCPM, il centro di cardiochirurgia pediatrico di Taormina. Sentiamo. Il nostro obiettivo è quello di salvarlo, certo, allora avremmo fallito la missione. Una cosa che nessuno vuole. Torna a parlare del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina il presidente della regione Renato Schifani. Lo fa a margine del forum organizzato dalla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere che si è tenuto a Siracusa. Noi stiamo lavorando con il nostro costume in silenzio, senza fare annunzi e propagande, perché il tema è estremamente delicato. L'ho sempre detto, abbiamo una norma nazionale, il decreto Balduzzi, che fissa in 15 unità cardiochirurgiche per 5 milioni di abitanti e noi abbiamo 5 abitanti, ma questo stato di cose lascia la presenza di 24-25 posti letto. Stiamo lavorando in silenzio per trovare una soluzione, ci credo, sono fortemente fiducioso naturalmente perché l'impegno è massimo, ho garantito questo ai genitori, agli abitanti, un po' gli ex genitori dei pazienti della cardiochirurgia quando li ho incontrati un anno solo. Il faccia a faccia con il ministro della Salute Orazio Schillaci è stato propedeutico ad un incontro definito tecnico con i dirigenti del Ministero e della Regione che si terrà a luglio per arrivare ad una definizione della vicenda. E intanto sulle numerose ipotesi che in questi giorni continuano a susseguirsi, il Comitato dei genitori dei pazienti del CCPM ribadisce che la priorità resta il mantenimento del centro di eccellenza internazionale esattamente dove si trova attualmente. Nell'eventualità che ritengono remota in cui ciò non fosse possibile, sottolineano che qualsiasi decisione sul futuro del centro e quindi sulla salute di migliaia di bambini dovrà necessariamente seguire le indicazioni dei medici. Proprio questi ultimi, a seguito di alcuni sopralluoghi, avrebbero già evidenziato come alcune strutture proposte non rispondano ai parametri e agli standard qualitativi del CCPM. Cambiamo ancora argomento, siamo alla cultura. Emilio Isgro, il maestro della cancellatura, guida i visitatori alla sua arte all'interno della mostra L'opera delle formiche al MAC di Scicli. Veronica Barbarino. Un Vangelo e dei codici ottomani cancellati, un Caravaggio capovolto, delle carrubbe dorate, la foto della moglie coperta da righe bianche e aneddoti dietro quasi ogni quadro. Questo e altro è stato spiegato dal maestro Emilio Isgro al curioso pubblico durante una 2 giorni esclusiva all'interno della mostra L'opera delle formiche al MAC di Scicli. Poiché l'arte contemporanea si fa vedere troppo e a cieca, la tecnica della cancellatura dell'artista risponde al bisogno di vedere meno, mettere tutto in discussione e usare la fantasia. Aver cancellato la parola significava riportare per me il problema della parola all'attenzione del pubblico in un momento in cui la comunicazione era prevalentemente visiva. Isgro non cancella con lo spirito del distruggere, ma come Ulisse, che dichiara di essere nessuno per affermarsi davanti a Polifemo, nasconde per restituire valore alle parole e proteggerle, ma nel contempo le evidenzia, lasciando al pubblico la scelta di attribuire importanza a ciò che osserva. Hanno valore entrambi, il che crea una certa ambiguità
Ma l'arte è fatta anche di queste ambiguità e contraddizioni. Non sai mai se è più importante quello che resta o quello che se ne va. E come diceva Picasso, l'arte è una menzogna che ci fa scoprire la verità. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con lo sport per parlare fra l'altro del bagno di folla per Inzaghi, ovviamente a Palermo, tra poco. Siamo al calcio ed è un Pippo Inzaghi molto emozionato di fronte al bagno di folla dei tifosi rosanero che l'hanno accolto. Marco Gullà. Oltre 2000 persone al Barbera per accogliere Pippo Inzaghi, il nuovo allenatore del Palermo. Un'accoglienza caldissima, in linea con il meteo. E questa mattina le parole del neoallenatore, visibilmente emozionato mentre ringrazia anche la sua ex società, il Pisa. Accanto c'è il DS Carlo Osti. Sono emozionato perché parlare di Pisa per me è speciale. Scusatemi, ma siamo umani. E dopo, quando è arrivato il Palermo, mi si è riacceso subito l'entusiasmo che spero mi contraddistingua. Quello che è successo ieri è qualcosa che non mi ha fatto dormire stanotte, devo essere sincero, inaspettato, immeritato. L'ex attaccante di Juve e Milan, tra le altre, ha parlato della grande responsabilità che sente nei confronti della città e dei tifosi. Vuole riportare il Palermo dove merita attraverso sacrificio, spirito di squadra e lavoro quotidiano. Però sicuramente mi dà una carica incredibile per cercare di far tornare questa città, questo popolo, dove è sempre stato, dove merita di stare. Ho una grande responsabilità nei confronti di questi dirigenti che mi hanno voluto a tutti i costi, che mi hanno fatto sentire molto importante e che si aspettano tanto da me e il mio staff, ma io quello che posso assicurare è che daremo tutto noi stessi per rendere la società, in primis i tifosi, orgogliosi di noi. E adesso andiamo a vedere le prime mosse di calciomercato di Catania e Trapani. Una squadra costruita all'immagine e somiglianza di Mimmo Toscano, il vestito che il direttore generale Alessandro Zarban ha confezionato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova dirigenza rossaazzurra, che conferma come il tecnico e il direttore sportivo Ivano Pastore lavoreranno a stretto gomito sui profili da inserire. Un lavoro innanzitutto di sfoltimento della rosa, che in questo momento è extra large e che dovrà portare alla vigilia della partenza per il ritiro di Norcia ad avere elementi giusti per lavorare al meglio. Il colpo, tendenzialmente non si cerca il colpo effetto, poi magari lo diventa dopo, quello che magari tu hai preso come un calciatore che non ha effetto, poi invece lo diventa perché in quel contesto funziona particolarmente bene. Se facciamo il colpo delle figurine è più difficile. Questa è la filosofia. I nomi più gettonati sono quelli, intanto, che ci sono in rosa. Con Inglese si sta discutendo il rinnovo del contratto, al ritorno dalle vacanze si farà il punto. Poi c'è Ciccerelli, che ha un altro anno di contratto e quindi potrebbe anche rimanere. Bisognerà valutare invece le eventuali offerte per Castellini. Al Trapani i primi nomi in entrata li ha ufficializzati proprio il presidente Antonini sui social. Il centrocampista Giovanni Di Noia, uno dei pilastri dell'Entella, che ha vinto dominando il girone B di Serie C, e l'attaccante Francesco Gandolfo, reduce dall'esperienza al Monopoli. Inoltre arriverà anche il 18enne Francesco Podrini, preso dalla D, sul quale c'erano società di Serie B. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.